Buongiorno dallo Stadio Mecchia di Portogruaro, il buongiorno vi giunge da Davide Gasparotto, 12ª giornata del girone B di Serie C femminile. Siamo a Portogruaro contro Trento, una partita molto importante per entrambe, il Trento per raggiungere la 10ª vittoria consecutiva, mentre invece il Portogruaro per sbloccarsi al Mecchia e per ritrovare la vittoria dopo 2 sconfitte consecutive. Andiamo subito a raccontare le formazioni che scenderanno in campo quest'oggi. Partiamo dal Portogruaro, che si schiera con un molto coperto 4-5-1, in porta Comacchio, difesa appunto a 5 da destra verso sinistra con Battiston, Longato che torna oggi dopo una assenza, dunque Volpatti, e sulla sinistra Nice Matic. Centrocampo a 5, appunto molto coperto come dicevamo, Finotto sulla destra, mentre sulla sinistra esterno agirà Scudeler. Centrocampo a 3 con Novellino, Spollero e Nodale. L'unica punta sarà Furlanis. Le assenze nel Portogruaro sono 3, sono pesanti: Chiarot, Feletti e Battagliotto, 3 possibili titolari che appunto quest'oggi non scenderanno in campo. Chiarot perché, come sapete, è stata espulsa nella scorsa partita di Venezia e ha rimediato una giornata di squalifica, appunto quella attuale che sta scontando. Feletti ha avuto un problema fisico, ne avrà ancora per 2 mesi, e dunque appunto Furlanis, unica punta con un solo gol segnato in questo campionato, Feletti che era anche la capocannoniere delle Granata finora. Dunque un Portogruaro che si schiera con un 4-5-1 molto coperto rispetto invece al modulo di domenica scorsa, quando invece aveva scelto un modulo molto più offensivo, appunto una scelta più conservativa contro le Trentine seconde in classifica, attacco molto prolifico, ma soprattutto una squadra molto concreta, che si schiera con il suo classico modulo 3-4-2-1. La formazione è la seguente: Valzolger, Maurina, Battaglioli, Ruaben, Tonelli, Tononi, Rosa, poi Tonelli, Fuganti, Dapra e Rovea. L'allenatore è il signor Spagnolli, e dunque Trento che si presenta invece con la formazione
completa, se non altro l'unica infortunata, che però è di lungo corso, è il capitano Torresani, Giordana Torresani, che si è infortunata in un allenamento del precampionato e non sarà della partita, non ha di fatto iniziato la stagione. Giordana Torresani, esperta giocatrice appunto del Trento. Trento dunque che viene, come dicevamo, da 9 vittorie consecutive, la prima sconfitta in casa alla prima giornata contro il Cortefranca per 2-0, e Cortefranca che sta appunto contendendo il primato in classifica proprio con il Trento, che quest'oggi vuole avvicinarsi alla prima posizione, che dista solamente un punto, anche sfruttando lo scontro diretto che si svolgerà proprio quest'oggi tra il Cortefranca e il Vittorio Veneto che in questo momento è al centro della classifica, ma come abbiamo visto è una squadra concreta, lo abbiamo visto in opera nell'ultima partita qui a Portogruaro. Portogruaro invece che dopo la vittoria dell'Unterland Damen, come dicevamo prima, nel recupero di mercoledì contro l'Isera, Unterland Damen che dunque ha scavalcato, vincendo per 3-0 in casa dell'Isera, e il Portogruaro che in questo momento si trova al quartultimo posto, esattamente appunto a 2 punti dalla zona retrocessione. In questo momento la SPAL è penultima e anche l'Isera è appunto agli stessi punti della SPAL, entrambe a 5 punti, ma queste due formazioni sono quelle su cui il Portogruaro doveva fare la corsa. Il Le Torri è l'ultimo a 1 punto. In questo momento sembra particolarmente in difficoltà. La prossima partita per il Portogruaro sarà molto importante, perché sarà a casa dell'Unterland Damen, appunto una delle formazioni in lotta con le Granate, come abbiamo detto, per la salvezza, e quella successiva ancora sarà in casa della SPAL. Dunque le prossime 2 partite per il Portogruaro saranno molto importanti ai fini della classifica, della lotta a salvezza, perché saranno degli scontri diretti decisivi, e abbiamo visto che in questo campionato tendenzialmente sono le partite tra le dirette concorrenti quelle che hanno un significato particolare, sono più significative, ecco, ai fini della classifica, dal momento in cui i testacoda finora sono quasi sempre generalmente finiti con la vittoria della squadra più quotata. Dunque quest'oggi Trento contro Portogruaro è in effetti un vero e proprio testacoda. Il Trento però, a differenza di altre squadre che sono passate di qui, come per esempio il Cortefranca o anche l'Atletico di Oristano, non ha particolari goleade. Questa è una curiosità, non ha particolari goleade in un campionato in cui se ne sono viste molte. Pensiamo anche agli 11-0 che si sono visti 2 settimane fa. Dunque un Trento che è una squadra che ha molta continuità di risultati, ma con sempre dei risultati, se così possiamo dire, contenuti. Il risultato più largo è stato quello contro il Le Torri, il 5-0 di 4 partite fa. Trento che appunto arriva con allenato dal mister Spagnoli, assistito da Visintainer. Entrambe sono appunto due tecnici che lavorano insieme per il primo anno. Ricordiamo Visintainer, ex allenatrice del Südtirol Damen, che dall'anno scorso è scomparso, appunto Visintainer che è entrata a far parte dello staff tecnico del Trento, in cui Spagnoli è al primo anno, e non solo al primo anno nel Trento, ma al primo anno proprio nel calcio femminile. Spagnoli che ha alle spalle una importante carriera da giocatore professionista in tutta Italia, e che ha scelto da quest'anno di sperimentare, di mettersi in gioco anche nel calcio femminile, e finora con ottimi risultati. Anche Moreno Tomasello è alla prima esperienza per quanto riguarda il calcio femminile, e dunque
In questo senso anche uno scontro tra due allenatori con grande esperienza nel calcio maschile, ma che sono, così possiamo dire, dei novellini per quanto riguarda il calcio femminile. È un Trento che nella scorsa partita contro la SPAL ha vinto per 4-2, mettendo il risultato già in cassaforte nel primo tempo, con una serie di gol, andando addirittura in gol fin dal primo minuto. È una partita che si è poi proseguita sempre in mano alle trentine, che hanno dimostrato una grande solidità in quell'occasione, appunto con questo loro modulo 3-4-2-1 che è caratteristico. Le scelte che abbiamo potuto vedere domenica scorsa sono state prevalentemente i lanci lunghi alla ricerca della punta centrale, appunto rosa, oppure la costruzione dal basso a partire in particolare dalla sinistra. Vedremo oggi come potrà appunto controbattere al 4-5-1 del Portogruaro. Sicuramente una partita che si vincerà al centro del campo, questo è senz'altro scontato, dal momento in cui sarà importante il filtro che potranno fare per quanto riguarda il Trento Battaglioli e Tononi. Sarà importante il filtro che potranno fare al centro del campo, dal momento in cui potrebbero trovarsi in situazioni di inferiorità numerica di fronte a un centrocampo come quello del Portogruaro a 3. Sarà importante in questo senso il ritorno delle due trequartiste Dapra e Tonelli, che dovranno appunto dare manforte alle loro compagne. Invece il compito per Furlanis per quanto riguarda il Portogruaro sarà molto difficile quest'oggi. Si tratta di giocare innanzitutto contro una difesa a 3, dunque schierata a difesa appunto della propria porta con 3 elementi, e si troverà oltre a questo Furlanis anche nella condizione di giocare in una posizione che non l'ha vista spesso protagonista, dato che ultimamente da Moreno Tomasello lei era stata impiegata come esterno di sinistra. Quest'oggi dunque punta centrale in sostituzione di Feletti, e Furlanis, che è anche una giocatrice con caratteristiche diverse rispetto a Feletti. Feletti centravanti più classico, un 9 d'altri tempi, che tende a fare spesso reparto da sola, mentre invece Furlanis è più una giocatrice di sistema, è un attaccante che tende anche a scendere per poter dare una sponda ai centrocampisti, e dunque una giocatrice che predilige di più il gioco palla a terra. E vedremo dunque oggi come si schiererà il Portogruaro, che scelte di gioco, di interpretazione sceglierà Moreno Tomasello, anche contando il fatto che quest'oggi torna dal primo minuto, ed è un ritorno molto importante, Jenny Longato, che era stata assente per diverse settimane, e torna al centro della difesa granata. È un ritorno molto importante, così come è un importante recupero anche quello sul piano fisico di Donatella Novellino, che ritorna appunto dopo anche viene confermata appunto dopo la titolarità della settimana scorsa, in cui soprattutto nel primo tempo ha dato buone prove in impostazione anche. Le altre partite che si svolgeranno quest'oggi sono, ne abbiamo detta una, Cortefranca contro Vittorio Veneto. Sarà uno scontro interessante per quanto riguarda il Trento. Riposa l'Isera. Questa è una giornata particolare per questa evidenza. Il Portogruaro dunque, che facendo punti potrebbe allontanarsi ulteriormente dall'Isera. Ricordiamo, a 5 punti, il Portogruaro in questo momento ne ha 7. Isera che dunque riposa. Le altre partite interessanti stavolta per il Portogruaro sono senz'altro Spal contro Unterland Damen, ovvero sia le
prossime due avversarie delle Granata. Anche per questo il Portogruaro dovrà cercare di portare a casa dei punti da questa partita proibitiva, proprio per sia sfruttare lo scontro diretto tra Spal e Unterland Damen, e anche per, come detto, allontanarsi dall'Isera che riposa. In più c'è anche il tabù del Mecchia, perché lo stadio portoghese è finora finora è stato ancora teatro solo di sconfitte per le Granata, ad eccezione di una partita. Stiamo parlando della prima di campionato, l'esordio assoluto del Portogruaro in questa serie. Stiamo parlando di Portogruaro contro Spal. Fu un pareggio, un 2-2, che è al momento è l'unico pareggio del Portogruaro in casa. Scusate. È anche l'unico pareggio del Portogruaro in assoluto in questo campionato, e dunque Portogruaro che deve sbloccarsi al Mecchia non sarà facile, ma questa mancanza di punti tra le mura amiche sta cominciando a pesare, anche perché per quanto insomma gli scontri giocati appunto in riva all'Emene contro il Cortefranca e anche contro il Brixen fossero delle partite fuori portata per le Granata, sicuramente l'ultimo scontro che abbiamo visto da queste parti, anche trasmesso dal canale YouTube di Andrea Ruzza, ovvero la partita contro il Vittorio Veneto, il derby, era alla portata delle Granata, che però hanno perso in quell'occasione per 1-0, una partita in cui non sono mai riuscite a dare la scossa, a dare il cambio di passo al ritmo, ed è un Portogruaro che oggi è chiamato soprattutto a questo, soprattutto a una prestazione convincente, una prestazione di animo, una prestazione che dimostri che la squadra di Moreno Tomasello è ancora viva. Portogruaro, dicevamo, con il 4-5-1 è un modulo molto difensivo, scusate, quello scelto da Moreno Tomasello, e che va anche visto in prospettiva, in quanto la settimana scorsa il modulo scelto era molto più offensivo, addirittura 4 giocatrici offensive in quell'occasione, un tridente con Gashi a supporto. Dunque 4 giocatrici offensive per quanto riguarda la partita di Venezia, che il Portogallo ha perso per 3-0, e questa volta una decisione in controtendenza da parte di Moreno Tomasello, che sceglie appunto un modulo molto più coperto per limitare i danni. Trento che invece, come abbiamo detto, si schiera con il suo solito 3-4-2-1, però un modulo anche formato da giocatrici piuttosto eclettiche che possono ricoprire più ruoli, ed è uno dei vantaggi del Trento, appunto della formazione trentina, questa capacità di variare anche tra i diversi moduli. È un Trento che quest'anno, come abbiamo detto, ha vinto finora 9 partite su 10, viene da 9 vittorie consecutive, cerca la 10ª, e in particolare ha vinto le partite che servivano, ovvero sia i derby, in particolare quello con l'Unterland Damen, possiamo dire stravinto per 4-1, e invece anche quello con l'Isera, il derby trentino con l'Isera, vinto per 3 reti-0. C'è anche la vittoria nell'altro derby, sono molti i derby del Trentino Alto Adige in questo girone. Anche, dicevamo, il derby contro il Brixen Obi, sicuramente una partita tra due squadre molto attrezzate, e che vide il Trento prevalere per 1-0. La grande prevalenza del gruppo nella squadra di Trento si può ritrovare anche nella classifica cannonieri della squadra, dove Tonelli appunto è prima con 6 gol all'attivo, poi però c'è Rosa
rosa con 4 gol, Dapra, Pasqualini, Poli con 3 reti, Battaglioli con 2, Chemotti, Tonelli e Tononi invece con una sola rete all'attivo. Ricordiamo che gli acquisti quest'estate per il Trento sono stati solamente 2, è stata prevalentemente confermata la squadra dell'anno scorso e dunque gli acquisti, dicevamo, sono stati Battaglioli, che quest'oggi è titolare, e anche Michela Chemotti, che era titolare settimana scorsa. Le cessioni, l'unico allontanamento, ecco, dalla rosa dell'anno scorso è stato il portiere Valenti, che si è accasata all'Isera, dunque rimanendo all'interno della provincia. Portogruaro invece, che ha agito sul mercato acquistando nella propria rosa sia Jenny Longato che Francesca Zentilin, sono entrambe quest'oggi presenti in distinta. Zentilin per quanto riguarda la panchina, Longato invece, come ho detto, ritorna dal primo minuto direttamente in campo, nonostante appunto sia rientrata questa settimana. Vedremo anche le condizioni fisiche, la tenuta di Longato, che quando sta bene è sicuramente una certezza per la difesa del Portogruaro. Mentre invece c'è un cospicuo flusso di giocatrici dall'Under 17 dell'Udinese per quanto riguarda il Portogruaro, sia giovanile sia prima squadra, diverse delle quali sono in panchina oggi, perché appunto le due sorelle Sovran, Asia e Giada, ma anche Spinelli e Lucchetta sono degli arrivi appunto di quest'estate dal settore giovanile dell'Udinese femminile. E dunque una partita che si preannuncia a senso unico. Secondo me andrà visto come sarà la tenuta fisica del Portogruaro. Questo sarà importante vedere alla lunga come si disporrà il copione tattico di questa partita, nel momento in cui appunto il Portogruaro ha diversi assetti. Risolto in realtà il mister è stato espulso. Facciamo un bel applauso a queste due squadre in questa partita. Portogruaro contro Trento. La partita sta per cominciare. Dicevamo, Portogruaro che va per sbloccare la propria mancanza di vittorie in casa al Mecchia, mentre invece il Trento che giocherà per raggiungere la 10ª vittoria consecutiva in campionato.
Quest'oggi per quanto riguarda il Trento, appunto in panchina siede il vice allenatore Visintainer, mentre invece il mister, dunque mister Spagnoli, in virtù della espulsione della settimana scorsa, si siede in tribuna. Portogruaro quest'oggi in maglia da trasferta, in maglia bianca, bianca con pantaloncini granata, mentre invece il Trento, anch'esso con la maglia che ha indossato settimana scorsa, totalmente blu, con dei leggeri inserti gialli che possiamo vedere. Portogruaro che giocherà da destra verso sinistra in questo primo tempo, invece Trento che attaccherà dalla parte opposta, da sinistra verso destra. Dicevamo, un Trento che arriva con la formazione pressoché completa, l'unica assente però è di lungo tempo, appunto Torresani che si è infortunata all'inizio del campionato. Tutto è pronto per l'inizio della partita, si aspetta solo il fischio del direttore di gara che arriva in questo momento. È cominciata Portogruaro contro Trento, partita che andrà letta, come dicevamo, alla distanza, perché il Portogruaro arriva con diverse assenze e bisognerà vedere come Moreno Tomasello riuscirà a gestire queste appunto assenze alla lunga. C'è sicuramente la volontà di contenere i danni con questo modulo difensivo, con questo 4-5-1, ma c'è dall'altro canto anche la necessità di durare per tutta la partita con alta intensità, un alto pressing, che è la chiave della buona riuscita di questo modulo particolarmente difensivo. Vediamo ora, Battaglioli prova ad inserirsi nella difesa granata, però non è recuperato da Pra, che in questo momento ha conquistato una rimessa laterale che sarà dunque per il Trento, anzi calcio di punizione per il Trento, sarà battuto da Battaglioli. Dunque Trento che comincia subito in avanti. Portogruaro che schiera, come dicevamo, Furlan da parte del traversone di Battaglioli, pallone nel mezzo, arriva la conclusione e da parte della numero 10 Rosa, ecco Macchio con una grande parata deve mettere in angolo. Siamo solo al primo minuto e c'è già la prima occasione per le ospiti. Calcio d'angolo dunque per il Trento, grande parata di Comacchio su Rosa, parte il traversone in mezzo, la spizzata di un difensore del Portogruaro, arriva però ancora il pallone tra i piedi delle giocatrici del Trento con la numero 19 Tonelli che conquista una rimessa laterale. Lascia però a Battaglioli l'incarico della rimessa laterale. Pallone giocato corto, ancora Battaglioli, su di lei c'è Matic che la ferma, sarà rimessa laterale. Trento che però rimane in avanti. Quindi Trento che ha già creato la prima occasione. Parte il traversone qui della numero 17 Tonelli, Alessandra Tonelli, pallone che però era uscito. Sarà rimessa laterale, sarà rimessa al fondo, scusate, per il Portogruaro con Elena Comacchio. Quella del Portogruaro in realtà è più una difesa a 3, ora che vediamo disposta sul campo. Dunque un centrocampo particolarmente folto, come si annunciava, ma 3 centrali fisse, in particolare Longato, Volpatti e Scudeler sembra di vedere dalla nostra postazione. Dunque difesa a 3, con invece un centrocampo particolarmente folto. Matic che quest'oggi allora scala a esterno di centrocampo. Invece gli attaccanti sono Furlan in spunta centrale e Finotto in appoggio. Furlanis cerca alternative, pallone per Novellino, ha recuperato però la numero 15. Il rilancio qui trova solamente Novellino che prova la conclusione, trova Finotto, non è in posizione di fuorigioco, torna dietro per la conclusione di Spollero che però finisce alta sulla traversa di Visentainer.
di Valzolger, scusate. Rinvio che raccoglie esterno sulla sinistra. Può ripartire il Trento. Recupera Battiston. Rimpallo e sarà rimessa laterale. Si è inviato sulla ribattuta, c'è la numero 7 Dapra che controlla, ma Nodale ha recuperato. Può trovare all'indietro Matic, ma Battaglioli è più veloce e recupera. Cambio di gioco dalla parte opposta. Si distende il Vittorio Veneto, il Trento, scusate. Pallone in profondità. C'è la possibilità per la numero 17 Tonelli di conquistare il secondo calcio d'angolo della partita. Ma battelo proprio Rosa. Si riempie nel frattempo l'area di giocatrici del Portogruaro. Solo Furlanis a tenere impegnata la difesa trentina. Batte Rosa, pallone per Tonelli, attenzione, tocco all'indietro, ancora però il Trento in possesso del pallone. Parte il traversone, è lungo sul secondo palo. C'è Tonelli che può rimettere in mezzo. Comacchio non controlla. Rosa al limite dell'area piccola. Pallone all'indietro per la conclusione. E poi la sfera che capita sui piedi di una giocatrice del Trento che la mette alta. Prima occasione probabilmente capitata sui piedi di Dapra. Prima occasione anche per Dapra in questo inizio di partita. È un Trento che è già stato pericoloso in due situazioni in questi primi 6 minuti. Rimessa laterale battuta in questo momento. Tocco per Dapra, circondata da 3 giocatrici del Portogruaro. Sarà rimessa laterale. Ultimo tocco di una giocatrice del Portogruaro. Il Trento è una squadra che ha già mostrato nelle precedenti uscite di dare il massimo nei primi minuti di partita, con improvvise appunto inizi molto aggressivi, come in questo caso. Pallone per Tonelli, 1 contro 1 con Volpatti, il tocco all'indietro, c'è Battaglioli che la mette in mezzo di prima, c'è al centro dell'area il tentativo da parte di una giocatrice che però non riesce a controllare. Allora Comacchio controlla la sfera, può andare al rinvio Elena Comacchio, che viene in questo momento colpo di testa all'indietro, e Battaglioli che può ancora gestire il pallone. Cerchio di centrocampo, pallone buono tra le linee per Tonelli Alessandra. Controlla la difesa del Portogruaro che però rinvia proprio sui piedi di una giocatrice del Trento. Questi per Rosa, si gira, spalle alla porta. Ancora Trento che gestisce il pallone. Battaglioli sulla destra, salta anche Nodale, cerca dalla parte opposta la sua compagna, ma è ancora Dapra. Battaglioli riesce a evitare il fallo laterale, ma pallone che si spegne in ogni caso fuori dal terreno di gioco. Battaglioli che in questo modo conquista il terzo calcio d'angolo per il Trento, che in questo inizio, come avevamo detto, ha cominciato con un'azione d'attacco molto intensa, come anche in altre occasioni. Anche nella scorsa partita contro la SPAL aveva segnato dopo nemmeno un minuto. Calcio d'angolo battuto in questo momento sul primo palo. Sarà ancora calcio d'angolo, allontanato la difesa del Portogruaro, che è già in affanno dopo i primi minuti.
Calcio d'angolo che sarà battuto da Matilde Fuganti. Molto folta l'area del Portogruaro. Parte interversione in questo momento. Comacchio non rinvia. Il lancio di Nodale. Poi Finotto cerca di rinviare proprio contro Fuganti. Pallone che però perviene ugualmente a Tononi. Lancio impreciso. Battaglini. Serie di sombreri ad eludere l'intervento delle giocatrici del Portogruaro, ma sarà rimessa proprio per le Granata. Possono in questo modo respirare. Nodale all'indietro, cercava il pallone di ritorno per Matiz. Spollero, circondata però da maglie blu. Molta voglia di recuperare il pallone con velocità da parte del Trento. Longato aspetta qualche attimo di troppo per fare disporre la squadra, ma è un possesso palla difensivo complicato quello del Portogruaro, che è costretto a mettere in rimessa dell'area. C'è stata un'incomprensione probabilmente tra le due centrali Granata. Rimessa per il Portogruaro. L'ultimo tocco era stato di una giocatrice del Trento. Rosa ha recuperato il pallone, si inserisce il numero 17 Tonelli. Pallone allargato sulla sinistra, dove poteva essere servita Rovea, che in questo momento va ad occuparsi della rimessa laterale. Deve tappare le falle che si creano nel proprio centrocampo il Portogruaro, data l'azione molto veloce da parte del Vittorio Veneto, che spostando il pallone come sta facendo adesso riesce a trovare degli spazi all'interno delle maglie Granata. Ora però l'anticipo di Matiz ha permesso a Furlanis di controllare il pallone. C'è calcio di punizione fischiato a favore del Trento. Sfuma dunque la possibilità di contropiede per il Portogruaro. Tocco corto per Maurina e questi per Battaglioli. Sta andando in profondità Rosa. Pallone ancora tra i piedi di Vittorio Veneto del Trento, il pallone impreciso però, che permette al portiere di recuperarlo con Longato. Il lancio non trova nessuno. Dunque altra rimessa laterale per il Vittorio Veneto. Si sono nel frattempo invertite Rosa e Dapra per quanto riguarda la tre quarti del Vittorio Veneto, del Trento, scusate. Ha provato a partire in contropiede Furlanis, ma è stata fermata dai difensori del Trento. Calcio di punizione per il Portogruaro, far salire le proprie giocatrici. Respirare. Se ne occupa Spollero. Molto larghe le ali Granata, da una parte Scuderia, dall'altra Matiz. Pallone in profondità a cercare proprio Furlanis. La spizzata per Matiz, che non riesce però a trovare il numero 3 Granata. Rinvio però dove non c'è nessuna maglia blu. Sarà rimessa per il Portogruaro. Lascia però l'incarico a Matiz. Lancio per Nodale. Matiz lungo. Non c'è il movimento da parte di Furlanis e dunque Maurina, che può controllare il rimbalzo e servire Valzolgar per la rimessa dal fondo. Battuta in questo momento. Tocco impreciso però da parte della difesa. Finotto si lancia sulla ribattuta. Probabilmente conquista. Vediamo. No, non conquista il calcio d'angolo. L'ultimo tocco è stato suo. Rimessa dal fondo. Ha rischiato qualcosa in questo frangente il Trento, scusate. Tocco di prima che stava per favorire l'intervento di Finotto. E dunque Finotto, che quest'oggi affianca Furlanis nell'inedita posizione di punta. Nodale, Novellino e Spollero invece costituiscono il trio di centrocampo, con
Matiz da una parte e Battiston dall'altra. Queste sono le scelte particolarmente difensive di Moreno Tomasello. Formazione coperta quest'oggi per il mister Granata. E il Portogruaro che negli ultimi minuti sta alleggerendo la pressione da parte del Trento, con alcuni interventi in chiusura al centro del campo. Ora Spollero prova a passare tra diverse avversarie. Tocco che perviene a Furlanis, da questi cercata a Finotto, protegge il pallone in mezzo a diverse giocatrici del Trento. Fallo però fischiato contro Finotto. Potrebbe esserci stato un piede un po' troppo alto da parte di Finotto. Non siamo ben riusciti a vedere. Pallone che è tornato tra i piedi delle giocatrici del Trento. Palla in profondità. C'è il due tocchi di Tonelli che serve la numero 11 Rovea. Troppo lungo però il pallone, sarà rimessa laterale. Buono comunque il tentativo da parte della punta centrale Tonelli, capocannoniere delle ragazze di mister Spagnolli, con 6 reti. Qualche protesta da parte del pubblico del Portogruaro. Nel frattempo è rimasta a terra Finotto. Si ferma il gioco, pallone messo fuori. Trento che esiste come società dal 1980. All'epoca il nome era Trento Clarenzia. Ovviamente sempre si parla di società femminile, mentre da quest'anno è stata adottata la nuova descrizione, ovvero sia di Trento Calcio Femminile. Riparte l'azione proprio delle giallo-blu. Novellino prova a contendere il pallone del cerchio di centrocampo, riesce ad ottenerlo in profondità, cercata a Finotto, non facile il controllo, e pallone che torna in possesso del del Trento. Profondità cercata su Dapra, su di lei arriva Spollero a chiudere tutto. Sta tornando anche Battiston. Rovea si riparte dalla difesa, perde il pallone al cerchio centrocampo il Vittorio Veneto, però lo riconquista immediatamente. Ancora Rovea, Novellino saltata, ancora Rovea, salta anche Battiston, può andare sul fondo, sulla sinistra, carica il traversone, eccolo che arriva, colpo di testa di Tonelli e rinvio, ancora in calcio d'angolo. Sarà il quinto calcio d'angolo per il Trento. Portogruaro che abbiamo visto si propone soprattutto con azioni di contropiede, rottura a centrocampo del gioco trentino e ripartenze. Ora calcio d'angolo, parte il traversone da parte di Rosa, il controllo a centro area che non riesce, rinvio della difesa del Portogruaro a cercare proprio Furlanis, deve contendere la sfera con Tonelli. Stavolta stiamo parlando di Linda, che però l'anticipa, mette in rimessa laterale. Rimessa di Matiz a cercare Nodale, la spizzata proprio per Furlanis che protegge su Maurina, alza un campanile. Il centrocampo Fuganti riesce ad ottenere il pallone, anche ad appoggiarlo dietro per Maurina. Elegante qui la numero 20 del Trento. Stavolta preciso il giro palla difensivo del Trento, che dunque può ripartire con Rovea sulla fascia di sinistra. Pallone per Tonelli, centralmente per Tononi. Tononi si muove sulla destra, la sua compagna Battaglini, ma Matiz ha capito tutto. Tocco impreciso però per la conclusione di sinistro da parte di Dapra, e Comacchio deve metterci una pezza. Altro calcio d'angolo per il Trento, che sta spingendo molto in questi primi minuti, dato già 2 volte molto vicino alla rete con i tentativi di Rosa e di Dapra.
Comacchio che in entrambi i casi ha messo due pezze, miracolosa la prima volta con la parata sulla numero 10 trentina, che adesso va a battere il calcio d'angolo. Parte il traversone, allontana però la difesa del Portogruaro. Finotto si impegna per arrivare sulla respinta. La stessa Rosa però riesce a toccare dietro per Tononi, deve proteggere la sfera dall'assalto di Furlanis, ci riesce. Maurina ha toccato per Ruaben, e questi per Rovea. Può andare a cercare in profondità proprio Tonelli, in anticipo Comacchio che in due tempi fa suo il pallone. Rinvio che viene catturato ancora dalle giocatrici del Trento. Maurina sull'auto di destra non trova le compagne per l'intervento da parte di Finotto, che si sta spendendo molto nel primo pressing alle giocatrici ospiti. Sta pressando molto la prima linea di gioco, ovvero sia quella della difesa. Finotto si sta spendendo molto. Pallone ora su Fuganti, anche Novellino si alza molto in questo caso. Ruaben si fa vedere Dapra, pallone però servito a Rosea. Eccola qua Dapra, si inserisce Rosea. Dapra però cerca uno spiraglio all'indietro per Fuganti, il tracciante però non trova nessuno, e allora Comacchio può bloccare il pallone, permettere alle sue compagne di avanzare. Tocco corto però per Volpatti, azione che dunque parte dal basso per il Portogruaro. Intervento falloso, giudicato falloso da parte di Tonelli su Spollero, che stava provando a ripartire. Calcio di punizione da posizione più avanzata per il Portogruaro, che non si è ancora fatto vedere dalle parti di Valzolger, che però Portogruaro che però si sta disimpegnando con qualche ambascia in meno. Pallone in profondità proprio per Finotto, va a combattere, recupero del pallone cercato da Novellino, ora dietro per Maurina. Trento sicuro però nel possesso palla, ha spazio adesso Fuganti per far partire l'azione sulla sinistra di Rovea, che torna al centro da Tonelli, esce elongato su di lei. Tonelli, spazio, spensa il tiro per un attimo, tocco allargato su Dapra. Cerca un'idea, ci sono due giocatrici del Trento in area. Entra in area adesso Tonelli, tocco allargato all'indietro. Ancora Trento che lavora ai fianchi il Portogruaro. Dapra salta secco Battiston, può effettuare il traversone, che però è troppo all'indietro. Jenny Longato esce e riconquista il pallone. Poteva essere una buona occasione questa per il Trento. Riparte il Portogruaro. Finotto deve controllare, Matiz dentro per Nodale, c'è la chiusura però di Maurina puntuale. Anticipata qui la difesa del Portogruaro da Tonelli, scende sull'auto di destra, sta salendo dall'altra parte da Pra, ma la chiusura di Volpatti è tempestiva. Calcio d'angolo ancora però, è il settimo questo per il Trento. Sofferenza per il Portogruaro. Tomasello chiede a Finotto di rimanere alta, dunque non più solo Furlanis ma anche Finotto adesso lontana dall'area di rigore difensiva. Vuole sfruttare la velocità di Finotto, probabilmente in contropiede, ma c'è un calcio d'angolo da fronteggiare per il Portogruaro, battuto da, come sempre, Rosa. Parte il traversone in mezzo, Comacchio la chiama e la tiene. Troppo su Comacchio questa traiettoria. Comacchio che aspetta il disporsi delle sue compagne, che però tardano a salire, e dunque rinvio che trova solamente maglie giallo-blu. Ora però il Portogruaro ha recuperato palla. Finotto ha sbagliato il pallone di prima, lo può recuperare la numero 13 Tononi, che ha toccato per Fuganti. Lancio in profondità, voglio cercare un attaccante, troppo lunga però questa scelta. Un Trento che negli ultimi minuti sta preferendo soprattutto su azioni, preferiscono la fascia di sinistra, dove Rovea si sta distendendo, appoggiandosi spesso e volentieri a Dapra.
l'ultima azione del Trento si è proprio sviluppata in quella zona del campo con il dribbling secco e elegante di Dapraz su Battiston, cross che però non ha trovato nessuno. Ora Spollero può allargare, ha visto Battiston, non è però troppo lungo, era buona l'idea. Sfera che però si spegne in rimessa dal fondo. Rimessa dal fondo per il Trento, battuto in questo momento. Pericoloso questo tocco per Maurina, che comunque riceve il pallone. Finotto sta tornando su di lei e disturba. Rosa, lancio a 2 tocchi per Battaglini, che adesso controlla il pallone. Battaglioli, scusate, che adesso entra in possesso del pallone, ma c'è Finotto che ha recuperato il rinvio della difesa. Tocca per Matiz, che può salire, impreciso però il controllo, sarà rimessa laterale per il Trento, ma è un Portogruaro che sta mettendo molto coraggio in questa fase della partita. Lancio lungo ora per Tonelli, anticipata da Volpatti, che tocca dentro per Comacchio, deve giocare coi piedi. Ancora Volpatti di nuovo, posizione un po' complicata, ne esce però il Portogruaro. Spollero di prima, Matiz si propone Finotto in avanti, il tocco però è per Spollero, che in scivolata riesce a non il pallone. Ha recuperato però il Trento. Battaglioli, da questi per Tonelli, si muove Rosa, pallone per lei alle spalle di Longato. Rosa rientra in area, va giù, dice di alzarsi il direttore di gara. Non c'è niente, si è lasciata andare al contatto con Longato, la numero 10 Rosa. Contrasto molto forte, abbiamo visto prima, spalla contro spalla, giudicato regolare dall'arbitro. Matiz in palleggio, allontana il pallone, sarà rimessa laterale per il Trento. Rosa, intervento da parte di Tonelli, che riesce a togliere il pallone allungato. Allora Battaglioli, Rosa, Maurina, può ripartire il Trento. Tocco è centrale. Fuganti di prima, prova a cercare Rovea. Battiston ha capito, non preciso però il suo rinvio. Rientra Nodale, tocco all'indietro, prova a recuperare Tononi, ma c'è Furlanis in anticipo su di lei. Conquista una rimessa laterale Furlanis, intelligentemente lasciato uscire il pallone. Quando stiamo per raggiungere il 30° del primo tempo, il risultato è ancora di 0-0 tra Portogruaro e Trento. Un Portogruaro che ce la sta veramente mettendo tutta. Prestazione di grande forza difensiva, grande convinzione difensiva da parte del Portogruaro. Ora parte il traversone dalla sinistra, c'è Nodale, sponda per Finotto, che non trova però la numero 7 Granata. Allora azione del Trento che può riproporsi ancora. Da Fuganti per Maurina, adesso in possesso del pallone, dentro per Tonelli che si è abbassata, sfera che arriva a Battaglioli, che non riesce a controllarla però, rimessa laterale allora. Ed è indicativo che Tonelli ultimamente stia scendendo, come anche Rosa, stiano scendendo per cercare il pallone. Le 3 centrali del Portogruaro stanno facendo attenzione finora, ma sono molto pericolosi gli attacchi del Trento, gli affondi del Trento, che ogni volta avanza con molte giocatrici. Ovviamente il tridente offensivo, ma anche una delle due, se non entrambi, gli esterni di centrocampo, come in questo caso. Novellino lotta tra le giocatrici del Trento, che però riescono comunque ad allontanare. E allora Tononi cerca qualcuno, il tocco all'indietro, gioco del Trento che dunque riparte dal centro della difesa. Lotta Tonelli contro Longato, che è andata a prenderla alto. La stende Longato, sarà probabilmente calcio di punizione, sicuramente è giallo anche per Longato. Fallo tattico da parte di Jenny Longato, che appunto alla mezz'ora rimedia un cartellino e potrebbe essere un dato importante questo giallo per Longato. Avere dopo 30 minuti un centrale ammonito per il Portogruaro può riservare qualche difficoltà di percorso, perché adesso non potrà più permettersi nessun altro intervento al limite Longato per non lasciare la sua squadra in 10, e non è una cosa scontata per un centrale difensivo. Nel frattempo calcio di punizione per il Trento.
Va a battere Tonelli, pallone nel mezzo, cercava l'inserimento di Rosa dalla parte opposta, palla troppo lunga, sarà rimessa per il Portogruaro, battuta da Comacchio. Avanzata del Trento che dopo dei primi minuti molto intensi si sta pian piano assestando, rimane comunque una prevalenza nel gioco da parte delle trentine. Il Portogruaro che agisce di ripresa come in questo caso. Spollero riesce a portare avanti il pallone, c'è Nodale in profondità, cerca Furlanis in posizione regolare, non riesce a controllare la numero 9 Granata, poteva essere una buona occasione. Rovea sta già ripartendo ma Novellino ha tamponato subito, rimessa laterale. Grande prestazione in copertura finora del centrocampo e della difesa del Portogruaro. Anche Finotto però si sta spendendo molto dispendio energetico per lei nel pressing. Fuganti, tocco per Dapra, ancora Fuganti, dietro per Rovea. Ruaben, ancora per Rovea, ha spazio per avanzare stavolta, prova il lancio in profondità, anticipo però da parte di Scudeler. Volpati che può far ripartire l'azione. Novellino complicato al controllo, alza un campanile. Fuganti dentro, Dapra all'indietro, Tononi si sta muovendo, Battaglini va proprio dalla numero 20, spazio per avanzare, scende Matiz a contrastarla, c'è poco movimento però da parte delle sue compagne, infatti Matiz con buon senso della posizione può recuperare il pallone, di nuovo però del Trento, tra i piedi di Battaglioli, si fa tutto il campo e va dalla parte opposta dove c'è Rovea. Dentro il pallone, allontanato Scudeler, c'è Fuganti sulla tre quarti del Portogruaro e questi per Battaglioli, pallone di prima provato, Scudeler ha anticipato e rinvia la sfera, ancora Battaglioli, lancio in profondità, anticipa allungato, si muovono poco in questa fase della partita le attaccanti del Trento. Nodale deve proteggere la sfera dall'attacco di Tononi, tocca all'indietro per Spollero che gira per Battiston, fa salire l'esterno destro di Moreno Tomasello, attende il movimento di Novellino, ecco la servita, stanno due con Battiston, pallone di ritorno però troppo lungo, sarà rimessa laterale. Scudeler che torna difensore nel ruolo di centrale di difesa, in una difesa a 3, l'aveva già provato in quel ruolo Favro 2 campionati fa, stava diventando uno dei ruoli prediletti per la giocatrice di Cesarolo. In particolare si ricorda la partita di Maerne in cui esordì di fatto in quel ruolo Scudeler, giocò un'ottima partita, da lì in poi una serie di impieghi come alternativamente centrale di difesa o terzino. In avanti il Trento però, attenzione, Tonelli vince il contrasto con Longato, su di lei proprio Scudeler, regolare l'intervento dice l'arbitro, può giocare, perfetto l'intervento in questa occasione di Scudeler, ha spazio Finotto per andare in contropiede, 3 contro 2, dentro per Furlanis, ha forse affrettato un po' troppo i tempi della giocata in questo caso Finotto, c'erano lei e Furlanis ad attaccare la difesa trentina. Adesso Rovea, c'è in profondità Tonelli che ha spazio per avanzare, deve tornare su di lei Battiston, Tonelli va sul fondo, il pallone nel mezzo all'altezza del dischetto del rigore, non c'è nessuno e allora Nodale che recupera la sfera e ha anche spazio per provare ad imbastire l'azione, non trova però nessuno delle sue compagne, dentro allora per Matiz. Se n'è andata da 3 minuti la mezz'ora del primo tempo, un primo tempo molto intenso, quello tra Trento e Portogruaro, una partita che in questo momento rimane in equilibrio, ma è un Trento che sta attaccando e sta premendo per cercare il vantaggio, 2 fiammate all'inizio, al primo e al sesto minuto, prima con Rosa e poi con Dapra. Palla in profondità ora per Tonelli, non si intendono però Tonelli e Rovea, però che dunque si spegne in calcio di fondo per il Portogruaro. Indicazioni da parte di Moreno Tomasello per Longato, calcio di punizione battuto in questo momento da Comacchio, perviene a Finotto, da questi per Nodale, lancio profondità preciso per Matiz, salta Battaglioli ma non
il secondo avversario che gli si para di fronte. Ruaben poi in anticipo su Furlanis, fischiato però probabilmente un fuorigioco oppure un fallo da parte delle avanti Granata. Trento che è già in possesso del pallone, ma attenzione al pressing alto da parte di Spollero, che conquista una rimessa laterale, pressing molto alto della mediana Granata. Anche in questo caso abbiamo visto prima il recupero da parte di Nodale, ora quello da parte di Spollero, un Portolaro che veramente sta pressando molto il centrocampo. Lo avevamo detto che poteva essere una delle chiavi, proprio lo scontro al centrocampo tra i due centri fulcri del gioco delle due squadre. Novellino anche stiamo vedendo spesso andare a pressare il versante di sinistra del Trento. Portolaro che ha recuperato ancora una volta palla alta col pressing. Furlanis prova ad evitare diverse giocatrici, finisce a terra, non c'è fallo secondo l'arbitro. Spollero recupera il pallone sulla tre quarti del Trento, appoggia dietro per Volpatti. Portolaro in possesso palla, Longato si propone Matiz, Longato però salta Rosa, lancia in profondità per Furlanis, stoppa il tocco per Nodale che entra in area, ribattuta però la sfera, sarà rinvio dal fondo. Buono l'intervento difensivo, da parte del difensore del Trento, ma Portolaro che si è affacciato dalle parti di Valzolger. Trento che adesso riparte. Rovea che viene spesso scelta per far proseguire l'azione sulla sua fascia. Palla in profondità, attenzione, c'è Battaglioli che corre in anticipo. Matiz, non si intendono lei e Comacchio che agguanta il pallone con le mani. Qualche perplessità da parte delle giocatrici del Trento, ma tutto regolare secondo l'arbitro. L'intervento di Matiz probabilmente è stato giudicato involontario, o comunque non è stato giudicato come retropassaggio da parte del direttore di gara. Ora Rosa sulla tre quarti, evita l'intervento di Novellino, prova a penetrare, salta Novellino, Rosa, salta anche Battiston, Rosa entra in area, pallone nel mezzo, anticipata però da Prada l'intervento della difesa. Novellino ora contro Rovea che va la meglio però. Tononi sulla tre quarti, palla all'indietro per la numero 8 che tocca centralmente per Rosa, ancora Rovea di prima, non trova nessuno, sarà ancora una volta Comacchio che potrà rinviare il gioco. Fatica a trovare soluzioni negli ultimi metri, in questo momento il Trento sta funzionando il dispositivo finora, fino a questo minuto sta funzionando il dispositivo difensivo disposto da Moreno Tomasello. Longato può portare avanti il pallone, si propone Nodale, palla in profondità per Furlanis, stoppa Novellino, controlla e cerca poi Matiz, ma il pallone è impreciso. Allora Maurina, Tonelli, Battaglioli, spazio per lei, può andare in profondità, converge verso il centro del campo, c'è alla sua sinistra Rovea, ecco la servita in questo momento, vediamo, prova la conclusione da fuori, sfera che si spegne a lato rispetto alla porta di Comacchio. Tentativo, un po' di frustrazione forse anche da parte di Rovea che non trovando nessuna compagna da servire al centro dell'area ha cercato la conclusione, mettendo però fuori. Ed è un Portolaro che negli ultimi 20 minuti sta rischiando meno il Portogruaro, grazie a un buon lavoro certamente di concentrazione della difesa nelle marcature, ma senz'altro a un buon pressing del suo centrocampo. Tocca la linea trovata per Valzorgel, costretto a giocare coi piedi. Maurina in difficoltà, rimessa laterale per il Portogruaro, posizione avanzata, la va a battere Matiz, si propone Finotto, eccola che riceve, di nuovo Matiz, Finotto controlla però Tononi, all'indietro per Maurina e può ripartire l'azione del Trento. Valzolger, pericolosi sempre questi possessi palla difensivi da parte del Trento a causa della alta pressione del Portogruaro. Qui però Novellino due volte prova a rubare il pallone, serve Furlanis, spalle alla porta, Furlanis cerca qualcuno, trova sulla fascia destra Battiston che va adesso al traversone, colpisce Rovea, palla che però non finisce in out per l'intervento della numero 3 Ruaben. Fuganti al centro, Tononi ha molto spazio per avanzare,
La attendono Nodale e Spollero. Palla in profondità per Rosa che riceve. Rientra in questo momento Battiston. Si gettano in avanti gli attaccanti del Trento. Converge Rosa. Tocca all'indietro. Proprio ancora per Tononi. Prova la conclusione da lunga distanza. E c'è il gol! E c'è il gol di Tononi. Sorpresa Comacchio. Da lunghissima distanza. Ha trovato il gol. Probabilmente sorpresa Comacchio, che non era nella posizione ideale per prendere il pallone. Sfera che entra in rete e Trento che sblocca la gara con una conclusione da fuori da parte di Tononi. Vistasi appunto senza soluzioni a portata di mano, Tononi ha scelto la conclusione dalla distanza, trovando appunto Comacchio impreparata. 1-0 per il Trento a 5 minuti dalla fine del primo tempo. Altro però errore da parte del Portogruaro. Stavolta ne approfitta Dapra, che recupera la sfera in posizione avanzata. Si lancia nello spazio Battaglioli, pallone proprio per lei. Scende sulla destra Battaglioli, che cerca il traversone con il sinistro. Stoppa il pallone a centro area, ancora Tononi. Comacchio stavolta controlla il pallone. Portogruaro che in questo finale non deve farsi condizionare dal contraccolpo psicologico. Certo che prendere gol alla fine della prima frazione potrebbe essere un duro colpo, ma attenzione Finotto in contropiede, però entra per Furlanis, non si intendono ancora una volta le due. Maurina rinvia per Dapra, controlla su Longato, sta facendo un buon lavoro su di lei. In due anche Furlanis Finotto si è unita al pressing. Rimessa laterale per il Trento e si fa sentire per quanto riguarda la coppia di attaccanti Granata. Furlanis Finotto, il fatto di non aver mai giocato come doppia punta, hanno giocato certamente insieme ma mai come appunto tandem offensivo, molto diverso rispetto a giocare come esterni alti di un 4-3-3. Fuganti ora controlla il pallone, smista per la numero 3 Ruaben, che può salire. Novellino su di lei, tocco per Rovea. Ha fermato tutto Spollero. Rimessa laterale per il Trento in posizione avanzata. Sì, dicevamo, potrebbe essere un duro colpo per il Portogruaro dopo un primo tempo giocato bene, giocato come aveva chiesto Moreno Tomasello. Rosa all'indietro, può partire il cross di Rovea, in mezzo c'è Dapra, Battaglioli va a combattere con Matiz, alla meglio il numero 20, ma Matiz tocca in calcio d'angolo. Attenta qui la numero 3 Granata sul veloce esterno trentino. Sarà ancora calcio d'angolo. Va a battere Fuganti. Battaglioli, che è l'unica ragazza non della provincia di Trento che fa parte di questa squadra. Lei è bolzanina, c'è una bella differenza. Calcio d'angolo ora che sarà battuto da Fuganti. Pallone nel mezzo. Ultimo tocco, vediamo di chi è una giocatrice del Trento. Sarà rinvio dal fondo per il Portogruaro. 2 minuti più recupero alla fine del primo tempo. Portogruaro che ha dimostrato di sapersi difendere dalle avanzate di questo Trento dopo un inizio molto difficile. Ha dimostrato anche di saper provare ad andare in avanti, a portare in avanti il proprio baricentro. Nessun tiro però ancora verso la porta di Valzolger. Rinvio ora di Maurina. Dovrà cambiare anche lo spartito tattico da questo momento in poi, perché il Portogruaro ora deve cercare un gol. Va a battere Matiz, la rimessa laterale. Si è alzata anche un po' la difesa del Portogruaro in questo finale. Matiz alza un campanile. Finotto va a combattere con Tononi, che però poi ha la meglio. Novellino però recupera la sfera. Finotto, Spollero allarga per Battiston, palla un po' lunga però. Non è la prima volta che Spollero cerca di aprire sulla destra cambiando il campo, è questo che deve fare, sfruttare l'ampiezza dello schieramento a 5 del centrocampo Granata, cercando gli esterni per muovere il pallone. Di certo non sarà facile anche nel secondo tempo per il Portogruaro portare su tante giocatrici, ed è proprio per questo che bisogna prediligere il gioco sugli esterni, far girare il più possibile il pallone anche con cambi di gioco.
all'indietro, pericoloso questo passaggio da parte di Nodale. Spollero però recuperato insieme a Volpatti. Tocca dentro per Scudeler, che con calma imposta. Ultimi 15 secondi del tempo regolamentare. Battiston mette dentro, anticipa però Ruaben, e su questo intervento finisce con 5 secondi di anticipo il primo tempo. Trento in vantaggio 1-0 all'intervallo sul Portogruaro, rete come dicevamo di Tononi al 39esimo, un tiro dalla distanza che ha sorpreso Comacchio, però un Trento che fino a quel momento aveva fatto vedere una prevalenza territoriale, con un inizio veramente fiammeggiante e tantissime occasioni, soprattutto nei primi 10 minuti, in particolare l'occasione al primo minuto per Rosa con la grande risposta di Comacchio. Al sesto minuto Dapra aveva messo alto dal cuore dell'area di rigore. Poco dopo invece altro tiro di Dapra che era finito fuori, stiamo parlando del 19esimo, da lì in poi però il Portogruaro ha preso le misure delle avanti trentine, riuscendo a gestire appunto riuscendo a gestire le avanzate. Abbiamo visto anche aumentare i tiri da fuori per quanto riguarda le ragazze ospiti, a segnalare l'efficacia dei blocchi granata in area. Il vantaggio è arrivato appunto da una situazione, se così possiamo dire, estemporanea, un tiro da fuori di Tononi dalla lunga distanza, che aveva scelto questa soluzione sia perché aveva molto spazio, appunto la difesa granata era tutta retrocessa a proteggere proprio 16 metri, ma anche perché non riusciva a trovare in quel momento altre soluzioni. Dovrà cambiare qualcosa chiaramente nel secondo tempo, perché ora il Portogruaro è chiamato a una rimonta che sa veramente di impresa. Dunque ci risentiamo tra una decina di minuti circa per il secondo tempo di Portogruaro Trento. Proveremo a vedere anche i risultati dagli altri campi.
Torniamo in diretta dallo stadio Mecchia di Portogruaro, secondo tempo che sta per cominciare tra Portogruaro e Trento. Primo tempo terminato sullo 0-1 a favore delle trentine, con il gol di Tononi che dalla distanza ha trafitto Comacchio. Dicevamo i risultati delle altre partite che stanno andando in onda proprio in questo stesso pomeriggio. Dicono che la Triestina sta vincendo 3-1 contro il Le Torri, dunque un risultato che può far bene al Portogruaro, mentre invece può risultare interessante lo 0-0 che permane tra Padova e Venezia invece per quanto riguarda il Trento. Ricordiamo che il Venezia è la terza forza del campionato, Trento che invece è seconda e sta provando l'aggancio al Corte Frank, che giocherà invece nel posticipo di questa giornata contro il Vittorio Veneto. Il Brixen invece ha vinto per 2-0 contro l'Atletico di Oristano nell'anticipo. E altro risultato molto importante che andava detto per quanto riguarda la classifica del Portogruaro è lo 0-1 del Unterland Damen in casa della SPAL. È cominciato in questo momento il secondo tempo. Portogruaro che dunque deve provare a pareggiare questa sfida, una impresa che però si presenta veramente difficile contro la seconda forza del campionato. Solamente 6 gol subiti finora dalle giocatrici di mister Spagnoli. Ora ha recuperato Battaglioli il pallone, cercata Fuganti, cerca in profondità Dapra si muove al limite dell'area, cerca un'idea, salta Battiston, si fa incontro anche Scudeler, cross basso rinviato dalla difesa del Portogruaro in rimessa laterale. Trento che ha cominciato così come aveva cominciato anche il primo tempo, con una manovra molto veloce, molto aggressiva, un tentativo di chiudere subito la partita, e c'è da dire che un 2-0 sarebbe veramente una seria ipoteca. Attenzione a Comacchio, qui esce, non blocca il pallone, rinvio della difesa del Portogruaro. Fuganti tocca solamente per un attimo, Furlanis però è sola, deve portare avanti la sfera, cerca qualcuno. Ora c'è Matic, servita in questo momento, e questi per Nodale per Novellino, c'è spazio, si lancia nelle profondità Finotto. Novellino però porta ancora la sfera, cercato ora Finotto, difficile il controllo per la numero 7 Granata, e rinvia il Trento che ora trova Dapra sulla fascia sinistra, torna però Finotto in ripiegamento difensivo. Si sta spendendo molto, l'avevamo già visto nel primo tempo. Finotto in pressing sta pressando su tutto l'arco offensivo, su tutto l'arco difensivo delle Trento. Grande dispendio di energie per lei. Ora Dapra, spazio sulla sinistra, salta anche Scudeler, traversone fermato, sarà calcio d'angolo per il Trento, il primo in questo secondo tempo, il nono totale. Trento che, come abbiamo detto, insegue la 10ª vittoria consecutiva in campionato. Calcio d'angolo, si va a vedere i Battaglioli, tocco è corto per la conclusione, che però non trova nessuno al centro area. E allora Finotto cerca di liberarsi del numero 11. Finotto passa, tocco per Furlanis, si propongono in avanti alcune sue compagne, tocco di ritorno per Finotto, un po' lunga, non ce la fa Finotto, va rimessa laterale per il Trento, con Tonelli che cede la sfera a Ruaben. Copione tattico che sembra essere rimasto lo stesso in questi primi minuti, con marcature molto strette da parte del Portogruaro sia a centrocampo sia in difesa, e tentativi di ripartenza con invece il Trento a fare la partita. Ecco il tocco per Tonelli, di prima per Rosa, pallone di ritorno proprio per Tonelli che calcia di prima e trova un gran gol. Tonelli al volo sull'assist di Rosa, raddoppio del Trento con una grande azione, uno scambio al limite dell'area delle due attaccanti che porta al gol Tonelli. È il 7° gol in campionato per la numero 17, il centravanti della squadra di casa che appunto va sul 2-0, e questo può essere
veramente il gol chiave della partita. Aver segnato all'inizio del secondo tempo e alla fine del primo potrebbe mettere in seria difficoltà il tentativo del Portogruaro di recuperare. Ora la squadra di Moreno Tomasello deve rimontare da un parziale di 0-2. Passivo molto difficile, anche contando, come abbiamo detto, il fatto che il Trento abbia una difesa molto impermeabile con 6 solo gol presi. Ora Furlanis ci prova al limite dell'area, tocca dentro per Spollero, carica al destro, lo prova e la conclusione viene sporcata forse da Valzolger. Sì, sarà calcio d'angolo, il primo per il Portogruaro in tutta la partita. Conclusione di Spollero che poteva essere lasciata uscire, però si vede che non si è fidata Valzolger, ha sporcato la conclusione, calcio d'angolo. Incitamento per il Portogruaro, che adesso parte con un calcio d'angolo. Ecco il traversone sul primo palo, non trova però la porta. Aveva cercato Furlanis il gol olimpico con una conclusione in porta direttamente da calcio d'angolo. Sfera che però si è spenta sul stenno della rete. Vedremo ora Portogruaro che forse potrebbe adottare delle scelte più offensive per cercare di recuperare questo svantaggio. C'è comunque tutto il secondo tempo per la rimonta. Però è recuperato ora a centrocampo da Novellino su un passaggio orizzontale un po' pericoloso. Furlanis giudicata in fuorigioco da parte dal guardaline. Era fuorigioco di rientro secondo il guardaline la posizione di Furlanis. Allora Tonelli, Fuganti, fermata ancora da Finotto, il secondo break a centrocampo, terzo ora con Novellino che recupera alto a centrocampo, tocco in profondità per Furlanis, impreciso. Portogruaro che ha recuperato 3 volte il pallone in posizione avanzata, ma non è mai riuscito a trovare un passaggio preciso per poter costruire un'azione offensiva. Ora Tonelli prova a passare, si fa incontro Matiz, chiusa Tonelli, tocca all'indietro Battaglioli, vediamo se si inventa qualcosa, finta, lascia sul posto Nodale. Tocco col sinistro in profondità per Rosa e Comacchio deve opporsi ancora Tonelli con un pallone in campanile, poi Dapra infallibile sotto porta, schiaccia di testa al 3-0, un'azione insistita da parte del Trento e questo è il 3-0 per le ragazze di Mister Spagnoli che quest'oggi le segue dalla tribuna. Rete anche di Dapra, dunque a segno entrambe le attaccanti. Quarto gol in campionato per Dapra e in totale possiamo dire che questo è il 26esimo gol fatto per il Trento. 26esimo gol fatto in quella che è l'11ª partita. Senz'altro un attacco molto prolifico, ma è la difesa il vero punto di forza di questa squadra con soli 6 gol presi. Nodale tocca dentro per Spollero, da questi per Furlanis, prova il Portogruaro con questo lancio in profondità per Finotto, leggermente lungo, infatti Valzolger blocca il pallone in profondità proprio per Dapra, tocco per Fuganti però anticipato da Spollero, temporeggia qui Spollero, messa giù la sua diretta avversaria, calcio di punizione. E adesso serve veramente un'impresa al Portogruaro, è difficilissimo. Deve però provarci. Manca più di mezz'ora alla fine. Parte il cross di Spollero, colpo di testa a rinviare di Tonelli. Pallone che però favorisce il contropiede di Battaglioli, 1 contro 1 in velocità con Elongato, lo afferma solo per un attimo Spollero, poi Tononi allarga ancora sulla destra, può salire Tonelli sulla fascia, scendere il pallone in mezzo, arriva Dapra che manca la sfera, rinvia e pesa il Portogruaro. Furlanis
Fermata, ancora Trento in possesso del pallone. Questo 1-2 a inizio ripresa può essere la chiave della gara, anche perché col tempo le energie del Portogruaro potrebbero venir meno dopo l'intenso pressing condotto nel primo tempo. Calcio e punizione. Calcio e punizione ora segnato per l'ennesimo fallo su Furlanis, che ha giocato molto spalle alla porta nella prima parte di gara. Furlanis che ha dovuto giocare spesso da sola contro l'intera difesa. Longato, Spollero, Fuganti su di lei, le tocca il pallone. Spollero riesce comunque con il ritorno a rendere giocabile il pallone per la sua compagna Longato. Maurina manca l'anticipo e allora pallone ancora per il Portogruaro con Matiz che lancia in profondità. Anticipo ancora di Tonelli, non riesce a trovare le punte, fatica a trovare gli avanti il Portogruaro. Palla per Dapra, sulla sinistra c'è la sua compagna Rovea, invece serve centralmente Rosa, e indietro per Fuganti. Fuganti che sceglie di alleggerire per Tonelli, che dunque può salire con molto spazio davanti a sé. Dentro c'è l'altra Tonelli della squadra, pallone che perviene a Tononi, limite dell'area sinistro. Non c'è una deviazione portogruarese, sarà dunque rinvio dal fondo per il Portogruaro. Nel frattempo si prepara un cambio per il Portogruaro. Eccolo il primo, al 10°. Prima scelta di Moreno Tomasello. Entra Zentilin, una centrocampista al posto di Longato. Dunque fuori un difensore, dentro un centrocampista. Cambio curioso perché si svolge tra i due i due nuovi acquisti, possiamo dire, del Portogruaro di quest'estate. Longato e Zentilin che occupa la posizione di centrocampo. Difesa 3 che però si risistema con la discesa di Nodale. Dunque Nodale che torna nella sua posizione abituale di centrale di difesa. E Zentilin che invece occuperà il ruolo di mezzala di centrocampo. Qui a livello tattico non cambia niente. Evidentemente giudica buono l'atteggiamento del Portogruaro con questo modulo. Palla però rapido in profondità. C'è la conclusione, il miracolo di Comacchio. Il miracolo di Comacchio, ma ancora il Trento che rimane in avanti. Il tocco sul limite dell'area piccola. Allontana Spollero. È il pericolo che viene sventato all'11° minuto. Ma che pericolo, probabilmente Tonelli era stata ancora. Probabilmente Tonelli aveva provato ancora la doppietta. Ancora Tonelli in area e la conclusione, ancora Comacchio. Ancora Comacchio che si oppone nel giro di 2 minuti due volte a Tonelli, che nel breve volgere veramente di pochi secondi si è presentata per 2 volte molto pericolosamente dalle parti di Comacchio. Ora lancio però di Spollero a cercare Finotto, lancio intercettato da parte della difesa del Trento. Portogruaro in possesso della sfera grazie al recupero di Spollero. Finotto si è portata però la sfera fuori. Portogruaro che deve, ed è fisiomatico, lasciare qualche spazio in più in difesa, cercando di recuperare questo pesante parziale di 3-0, che però, se il Portogruaro vuole rispondere alla momentanea vittoria, ora vedremo se è confermata, del Damen in casa della Spal, dovrà cercare di ridurre, dovrà fare in modo che questo resti un parziale e non diventi un finale. Ora però attenzione a Rosa, zona tiro, palla che sfiora l'incrocio dei pali. Ancora Trento pericoloso. Dal 2-0 in poi è stato solo Trento, possiamo dirlo, in questo secondo tempo. Contraccolpo psicologico che si è sentito per la Granata. Vedremo anche alla lunga, dicevamo, come sarà gestito il dispendio energetico comportato dal grande pressing che sta permettendo molti break, molte interruzioni del gioco trentino, anche nei pressi della triquarti del Trentino, del Trento, però non ha mai portato ad azioni pericolose finora. Spollero in possesso del pallone nel ciclo di centrocampo, larga per Novellino, di prima dentro, impreciso il pallone.
Fuganti di prima tocca per Rovea, ancora di prima per Dapra, ha saltato il meccanismo di pressing stavolta al Trento. Tononi cerca il centrocampo, possiamo vedere anche da qui come si sia allentato il pressing del Portogruaro. C'è anche un fattore psicologico senz'altro. Stoppa Matic con questo intervento in anticipo. Maurina, lancio lungo, spizzata di Rosa e poi Tonelli fermato da Scudeler che rinvia rimessa laterale. Buon intervento da parte di Scudeler e doppio cambio per il Trento. Dunque Trento che risponde al 14esimo alle scelte di Tomasello. Esce proprio da Pra ed entra invece la numero 9 Pasqualini. Numero 9 Pasqualini dunque che entra, e anche nuova entrata Chemotti. Chemotti al posto di Tononi. Chemotti, come abbiamo detto, è arrivata anche lei quest'estate. Sostituisce Tononi. Dunque due giocatrici che si sono iscritte nel tabellino escono. Adesso proprio in questo momento Chemotti in possesso del pallone, tocca per Battaglioli, sinistro di Battaglioli e Comacchio deve alzare sopra la traversa. Pericoloso questo sinistro di Battaglioli che stava scendendo. Comacchio ha dovuto alzare. Altro calcio d'angolo per il Trento e siamo a 10. Ennesimo calciangolo per il Trento, 10 come le vittorie a cui potrebbe arrivare la formazione trentina se portasse a casa i 3 punti anche dal Mecchia. E Portogruaro qui serve assolutamente un gol invece. Parte il traversone in mezzo, allontanato da Spollero. Palla però ancora in possesso della nuova entrata. Cross, il colpo di testa da parte di Volpati a mettere fuori Zentilin. Non riesce a proteggere il pallone. Maurina, Battaglioli, Fuganti, riparte il Trento in profondità con Battaglioli, è in area, parte il traversone sulla parte opposta dell'area, non c'è nessuno, protegge Battiston, rimessa dal fondo, si scalda nel frattempo anche Gashi, pronta a entrare, altro cambio per il Portogruaro, giocatrice offensiva, vedremo al posto di chi. Finotto ha speso molto in questi ormai 60 minuti totali di gioco. Battiston evita l'intervento della numero 11. Finotto prova a saltare. Ruaben, ma il pallone viene messo in rimessa laterale. Ecco il cambio di cui parlavamo. Entra Gashi al posto di Battiston. Questo significa che entra una trequartista per un esterno con propensione difensiva come Battiston. Gashi si dispone alle spalle di Furlanis. Probabilmente passaggio alla difesa 4. Dunque difesa 4 con Nodale e Volpatti centrali, Scudeler a destra, a sinistra Matic e 4 giocatrici a centrocampo e le 2 punte Gashi e Furlanis. Ora va in profondità Rosa, vediamo se riesce ad evitare l'out, il cross trova la respinta da parte di Nodale che mette fuori, però probabilmente il pallone è già uscito, sarà rinvio dal fondo. Sarà rinvio dal fondo, sì, il pallone era uscito, Rosa non era riuscita a tenerlo in campo. Tra l'altro formazione del Trento che si è modificata in virtù degli ultimi cambi, e Pasqualini e Rosa ora sono le 2 punte con Tonelli che è retrocessa a fare da trequartista, invece invariato lo schieramento del centrocampo sempre a 4 e la difesa a 3. Colpo di testa di Spollero, mette rimessa laterale. Portogruaro che come abbiamo detto è passato una difesa a 4, centrocampo a 3. Centrocampo a 3 con
Spollero, Zentilino e Novellino, e Gasci in avanti con Furlanis e Finotto ad agire sulla destra in fase offensiva. Qualcosa di simile a un 4-3-1-2. Pronta Spollero a battere questa punizione. Lancio in profondità, prova la spizzata Furlanis, non trova però Zentilino alle sue spalle. Allora Maurina, Battaglioli, ancora Maurina, all'indietro per Tonelli che lancia in profondità. Ancora Maurina al centro del campo, converge, si accentra, trova Fuganti, spazio, pallone sul sinistro, sfera in profondità e cercava l'inserimento di Pasqualini. Con i tempi giusti, leggermente lunga questa sfera, recapitata a Pasqualini. Portogruaro che fatica ad avanzare. C'è meno copertura da parte del centrocampo, e questo si nota nel momento in cui il Trento scende, ha più possibilità di orchestrare le proprie azioni, più tempo per scegliere. E dunque questo influisce sulla efficacia delle azioni del Trento, che sempre più spesso arrivano sul fondo del campo, proprio per questo. Rimessa laterale adesso per il Portogruaro. Se ne incarica Matic. Si va a vedere nuova entrata Gasci. Non è però per Zentilini, anticipata da Battaglioli. Dribbling a centrocampo di Tonelli, che recupera il pallone. Chemotti. Fuganti anticipa Scudeler. Vediamo se riesce a evitare il fallo laterale. No. Comincia anche a calare un po', sembra, la concentrazione nel Portogruaro dopo l'1-2, inizio ripresa del Trento, che Motti aveva controllato con la mano, aveva provato la conclusione, trovando anche lo specchio, ma aveva colpito con la mano. I ritmi di gara che si sono anche abbassati, quando ormai siamo al 20° del secondo tempo. 3-0 per il Trento. Palla di prima di Zentilin per Gasci, cerca Furlanis, anticipata però da Tonelli. Allora Spollero, dall'altra Tonelli però viene anticipata Spollero. Rilancio del numero 19 che trova Rosa, si sovrappone Rovea, tocco per il numero 9, questi in profondità. Ecco Battaglioli che si stende sulla fascia di destra, troppo lungo però il suggerimento. Dunque sfera che si perde sul fondo. Qualche errore di misura dovuto anche alla poca lucidità che comincia ad arrivare. Sono stati in effetti 60 minuti quelli che abbiamo visto finora, 65 minuti ad alta intensità tra primo e secondo tempo. Novellino qui, qualche sbavatura, pallone per prima Pasqualini, deve allontanarsi dalla porta, larga per Battaglioli sulla destra, punta Matic, pallone basso per Tonelli. Tonelli si prende la rimessa laterale. E va alla caccia del secondo gol anche Chemotti, la neoentrata. Vedremo se riuscirà ad incrementare anche lei il suo borsino. Pallone in profondità da parte di Spollero per Furlanis, 1 contro 1 con la numero 3 Ruaben. Alla meglio Finotto, punta Ruaben, c'è ora Novellino che arriva a rimorchio. Novellino rientra, prova il sinistro in profondità, allontanato la difesa del Trento. Nessuno va sul primo rimbalzo, sul secondo invece si scatena un contrasto risolto però a favore del Trento. Rosa può impostare dalla sinistra, si ferma. Trento che adesso può giocare sul velluto, anche alleggerire la propria azione.
Non c'è fretta, già sul 3-0. Gashi tocca dietro per Comacchio. Riparte direttamente dall'estremo difensore il Portogruaro. Gashi ora agisce molto più bassa rispetto a prima, non più in posizione di trequartista ma più da regista. Forse è questo che cerca, un po' più di qualità Moreno Tomasello nel momento dell'impostazione di gioco. Eh sì, si è proprio messa tra Spollero e Novellino Gashi, quindi forse è stata proprio una scelta da parte di Tomasello. Vediamo se potrà sortire qualche effetto in più, se il Portogallo riuscirà a trovare la porta di Valzolger, a provare a impensierirla. Pasqualini, Rovea, Rosa, Pasqualini, ancora Fuganti, pallone girato, che Motti di prima, intelligente, azione veloce da parte del Trento. Attenzione a Battaglioli che si presenta sola contro Comacchio. Il suo tiro però finisce fuori. Trento che sta legittimando la sua vittoria, la 10ª, come avevamo detto, consecutiva, la 10ª in questo campionato su 11 partite giocate, con un'azione molto più convincente, molto più concreta. Portogruaro che dopo un primo tempo molto convincente in fase di copertura ha subito quell'infortunio che ha portato al gol dell'1-0 a pochi minuti dalla fine del primo tempo, e poi l'1-2 di inizio ripresa. È stato veramente mortifero per la squadra di Moreno Tomasello, che però adesso prova a ripartire, prova a reagire. C'è ancora tempo per provare la rimonta, anche se molto difficile. Furlanis protegge il pallone, si conquista una rimessa laterale, non sale però il baricentro Granata. Finotto permette il recupero di Fuganti. Novellino trova Spollero sta avanzando, pallone in profondità, cercava Furlanis e Ruaben è intervenuto in anticipo e ha portato bene il pallone e permette al Trento di ripartire. Scambio veloce tra Rosa e Pasqualini che permette a Rosa di avanzare. Si vanno in profondità sia Pasqualini che Rosa. Servito però un pallone a metà tra le due e può recuperare la difesa del Portogruaro. Ancora però Trento in possesso del pallone. Maurina, Tonelli, si propone Fuganti e abbiamo visto come dopo aver trovato la zampata del 3-0, appunto quella di Dapra, il Trento aveva rallentato la propria azione, il proprio possesso palla, come è fisiologico che sia. Portogruaro che ora riprende il pallone. Novellino in profondità, si propone Finotto, tarda un po' il passaggio Novellino, fine subisce fallo da parte di Fuganti a centrocampo. Fuganti che viene anche ammonita, seconda ammonita della gara. Fuganti dopo Longato, rimane a terra però Novellino. Portogruaro che dopo questa gara sarà impegnato in casa dell'Unterland Amen, quindi un viaggio in Alto Adige, contro una squadra che è una delle dirette concorrenti per la salvezza. La successiva partita per il Portogruaro sarà la prima giornata di ritorno contro la Spal, altra formazione invischiata nella lotta salvezza. Nel frattempo esce Rovea, al suo posto la numero 5, si tratta nella fattispecie di Caterina Lucin. Lucin dunque al posto di Rovea, terzo cambio effettuato dal Trento, che oggi appunto non può schierare Spagnoli. Quarto cambio anche, sarà la numero 15 Chierchia a entrare in campo. Vediamo chi è iniziato per uscire. È entrata dunque la numero 15, Veronica Chierchia, classe 96.
Mentre 4 cambi dunque finora per il Trento, mentre ora Spollero ha battuto il calcio di punizione, va Scudeler, salta la Pasqualini, poi però non riesce a trovare Finotto. Il rinvio che finisce sui piedi di Nodale, e questi ancora per Matic, quello che prova ancora a partire dal basso, tocca dentro per Furlanis, spalla alla porta, protegge la sfera, ma è proprio una nuova entrata, Chierchia, che si prende la rimessa laterale facendo carambolare il pallone addosso a Furlanis. Portogruaro che quest'oggi aveva, oltre appunto allungato, diversi rientri da degli infortuni. Abbiamo visto prima Battiston uscire, ecco, Battiston sta risentendo in queste ultime settimane dei postumi, ve lo ricorderete, dello scontro patito con Govetto. Attenzione però, ora un passaggio sbagliato da parte del Trento, un retropassaggio errato, Finotto ha accorciato, 3-1. Un retropassaggio sbagliato improvvisamente da parte del Trento e Finotto ne ha approfittato, ci ha creduto, si è presentato davanti a Valzolgher al primo tiro in porta. Il Portogruaro accorcia le distanze, 3-1. Un gol che dimostra la volontà del Portogruaro di non mollare. Finotto ci ha creduto su questo retropassaggio e dunque partita che non è finita, manca un quarto d'ora. Portogruaro che ha accorciato con Finotto. Trento ora che si lancia in avanti a ricerca del quarto gol. Tonelli, pallone allargato sulla sinistra per la neoentrata, il cross, smanaccia Comacchio dalla parte opposta, c'è proprio Chierchia, palla all'indietro per Chemotti, che però mette alto subito la risposta del Trento. Vediamo se Moreno Tomasello si giocherà anche la carta Piemonte in questo finale. Piemonte che in questo momento è in panchina. Ci sono anche comunque altre giocatrici da poter inserire. C'è appunto Spinelli, Lucchetta, che possono fungere da giocatrici con piglio offensivo. Ora Nodale protegge il rinvio, sarà rimessa dal fondo e deve sfruttare questa ondata positiva, questa ondata di adrenalina che arriva dal gol realizzato da Finotto. Finotto che dunque sale nella sua personale classifica a 3 gol. Gasci ora recupera il pallone, sbaglia però Chemotti, può impostare. Tonelli molto presente nell'azione, Pasqualini gira di prima. Ancora Chemotti scende sulla fascia, parte il traversone, Pasqualini prova a girare, non trova la sfera, Spollero rinvia e trova Gasci. Novellino, tocco per Furlanis, si sta proponendo sulla destra Scudeler, tocco per Finotto che è già alta, torna da Furlanis, dalla parte opposta c'è libera Gasci, spallata di Fuganti a Furlanis che protesta. C'è un cartellino probabilmente in arrivo per Furlanis. Proteste di Furlanis, giallo per lei. Ha preso molte spallate. Quest'oggi Furlanis. Ha avuto un gesto di stizza. E l'arbitro ha deciso di ammonirla. Ora Spollero. Parte il suo pallone in profondità, non trova nessuno però, cade a terra anche Zentilin. Valzolgher, serve la neoentrata sulla destra Chierchia. Novellino non riesce però a contrastare, allora ancora Trento in possesso del pallone, prova a scendere sulla destra, inesauribile a Tonelli, cross in mezzo, c'è Pasqualini sul dischetto del rigore, appoggia per la conclusione con il sinistro e la parata di Comacchio. È una buona occasione questa, quando siamo al 33esimo, 3-1 per il Vittorio Veneto al Mecchia. Furlanis tocca di testa ma non c'è nessuno a sostenerla. Maurina per Chierchia, Furlanis
va a tamponare, mettere rimessa laterale. Richiama l'attenzione della sua numero 9, mister Tomasello, le ricorda l'ammonizione a suo carico che può metterla in difficoltà nel momento in cui potrebbe esserci un altro giallo. Ecco la discesa di Lucin sulla sinistra, salta Scudeler grazie a un rimpallo favorevole, pallone che finisce in rimessa laterale. Sarà rimessa laterale per il Portogruaro e giallo anche per Lucin. Vedete che in questo finale sta cominciando ad avere qualche gesto di stizza da parte delle protagoniste in campo, anche un po' più fallosa. Giallo, quarto giallo questo per Lucin. Rimessa laterale per il Portogruaro, se ne incarica proprio Scudeler. Finotto sbaglia il tocco di ritorno, palla che finisce in rimessa laterale e va a occuparsene proprio Lucin. Novellino alza un pallone su cui però c'è solo una entrata. Tocco di Tonelli in profondità, cerca Tonelli, sta scendendo Ruaben e questi per Lucin. Palla sul sinistro, il tiro che prende in pieno Scudeler, sarà calcio d'angolo. Questo è l'11° per il Vittorio Veneto. Quando mancano ormai 10 minuti alla fine della partita e restano 2 gol da recuperare al Portogruaro, ma il Trento a fare la partita, come abbiamo visto. Calciangolo di cui si occupa la neoentrata Chemotti. Area comunque del Portogruaro affollata. Traversone in mezzo, palla che arriva dalle parti però di Furlanis, è stata rinviata dal Portogruaro. Sgomita con la neoentrata Kerchia. Furlanis protegge, tocca per Matic, 1-2 provato con la numero 3, pallone che perviene a Furlanis. Aspetta che i suoi compagni salgano, poi cercava con un lancio lungo forse Finotto, ma è stata fermata. Matic qui si disimpegna, però pallone che viene recuperato dal Trento con il tocco in profondità che non trova però Pasqualini. Matic si gioca in un fazzoletto, rimessa laterale. Vediamo se mister Tomasello si giocherà qualche carta in questi ultimi minuti. Forse Nicodemo che si sta scaldando per dare un po' più di energia a centrocampo. Tonelli ora ha toccato per Pasqualini, si difende dall'intervento di Spollero. Questi per Kerchia, sale a nuova entrata, prova a superare Matic, rimpallo la favorisce, poi però Matic torna e sarà calcio d'angolo per il Trento, il 12°. Sono tanti e dimostrano la prevalenza territoriale del Trento in questa partita, che è stata evidente sia nel primo sia nel secondo tempo. Calcio d'angolo che viene battuto in questo momento, area affollata, il colpo di testa di Pasqualini e Sfera che si spegne sul fondo. Era un pallone che Pasqualini ha colpito nel momento in cui cominciava a scendere con il corpo, dunque difficile da direzionare verso la porta, difficile da dare forza. Fallo in questo momento fischiato per una spinta ai danni di Finotto, un'irregolarità sulla numero 7 che ha segnato il gol, che sta provando a rimettere in parità il Portogruaro. Mancano ormai però 8 minuti. Palla in profondità di Gasci, a cercare proprio Finotto che si scontra con Ruaben. Non c'è fallo secondo l'arbitro. Lucin, Fuganti, Novellino però ruba il pallone con un buon intervento. Rimasta a terra nel frattempo Finotto, non trova però Furlanis, poteva essere una buona occasione. Pasqualini, non fanno uscire il pallone le ragazze del Trento. Finotto intanto si è rialzata. Lancio di Scudeler, anticipa Ruaben. Zentilin, tocco per Matic, si propone Furlanis su quella fascia. Vedete che però fatica a salire il Portogruaro. Scudeler deve ripartire dal basso, si propone Spollero, su quella fascia c'è Finotto.
Ecco il pallone lungolinea che però esce. Non riesce a tenerlo in campo Finotto. Rimessa laterale. Altro cambio. Ed è del Trento. Numero 8 con 21. Sarà Maia Antolini, giovanissima, classe 2002, che giocherà questi ultimi 7 minuti. Antolini, vediamo dove si dispone. Rimessa laterale da parte di Ruaben. Tonelli, si alza il Portogruaro in pressing, colpo di testa di Novellino, però colpo di testa proprio di Antolini, che si è posizionato nel cerchio di centrocampo. Matic supera Rosa, supera anche Cherchia. Matic in profondità, ora spazio, può andare sul fondo, il traversone in mezzo, si stava preparando Finotto, ma è stato fermato dalla difesa. Scudeler in anticipo sul pallone con un palleggio, non riesce però a evitare la rimessa laterale. Buono comunque l'anticipo di Scudeler in questa azione, ha evitato un pericoloso contropiede da parte del Trento. Ruaben si incarica della battuta, non velocizza le operazioni di gioco del Trento, come normale che sia. Antolini allarga per Rosa, c'è in profondità Pasqualini. Rosa però non si decide, allora allarga sulla sinistra dove si sta distendendo Tonelli. Finta contro Scudeler, grande giocata, però pallone che si spegne sul fondo. Sta svariando su tutto il fronte offensivo Tonelli, una delle migliori in casa Trento. Altro cambio. Entra già da Sovran, esce Furlanis. Avevamo detto a rischio anche dopo il giallo che aveva rimediato per proteste poco fa. E ora Portogruaro che però si trova a giocare questi ultimi 5 minuti con la necessità di dover trovare 2 gol. Maurina, intercettato proprio Sovran al suo primo pallone toccato, va a combattere mettendo in difficoltà la posizione del Trento, che però è riuscita a tornare in avanti. Qui c'è un fallo ai danni di Spollero e altra munizione, la quinta di questo finale. Ed è normale, sì, che dopo aver speso molto si tende ad arrivare anche più in ritardo a livello difensivo sugli interventi, e dunque da qui una serie copiosa di falli, e da qui anche i cartellini che sono arrivati, anche quelli per nervosismo possono essere spiegati in questo senso, nel momento in cui la poca lucidità porta a proteste più veementi. Spollero scambia con Nodale, giro palla difensivo per il Portogruaro. Volpatti, Scudeler, non perfetto il controllo, riesce comunque a giocare per Finotto. Qui c'è un fallo da parte di Ruaben, era salita a contrastare Finotto. Altro calcio di punizione, deve però velocizzare il Portogruaro, mancano 3 minuti. Ancora Scudeler, poco spazio per pensare. Finotto prova ad andarsene sull'out, buona giocata. Solo rimessa laterale per il Portogruaro, non c'è fallo secondo l'arbitro. C'è stato uno scontro tra Finotto e una giocatrice del Trento. Rimessa laterale in posizione avanzata per il Portogruaro, se ne occupa Scudeler, si propone Gasci, anche Novellino, anche Finotto. Ecco la servita. Scudeler deve però retrocedere, tocca però per Gasci, è troppo forte, non riesce a controllare. Allora Lucin tocca all'indietro per Tonelli. Con tranquillità il Trento in questo finale. Maurina vede lungolinea la nuova entrata Cherchia, profondità per Tonelli, sta scattando Rosa,
preferisce Chiarchia. Ecco Rosa al centro per la numero 17 Tonelli, ancora Antolini, fase un po' confusa della partita. Trento che non ha fretta nell'organizzare l'azione. Ora attenzione però a Pasqualini, limite dell'area, può puntare la porta, palla allargata sulla destra, Tonelli ancora ne ha, pallone messo in mezzo, c'è una serie di deviazioni e palla che sfera, e sfera che finisce tra le braccia di Comacchio, che prepara il rinvio, effetto a corto per Scudeler, parte a destra il Portogruaro, ultimo minuto prima del recupero, vedremo se ci sarà. Antolini ha recuperato, prova a passare su Scudeler che la mette giù, calcio di punizione da posizione avanzata per il Trento. Vedremo se ci sarà recupero, ma vista la serie di cambi a cui abbiamo assistito, probabilmente ci saranno alcuni minuti. Calcio di punizione di cui si incarica Pasqualini. Nel frattempo Feletti si allontana dalle tribune del Mecchia con le stampelle, purtroppo non è stato della partita, ne avrà ancora per un paio di mesi. Parte Pasqualini, il suo tiro a giro, traversa, ci aveva messo forse una mano anche Comacchio. Antolini, pallone allargato, Matiz ferma tutto, grande tiro a giro da parte di Pasqualini che ha trovato la traversa. Forse è stato anche un leggero tocco da parte di Comacchio, ma comunque una traiettoria che ha sorvolato la barriera e si è abbassata al momento giusto. Nel frattempo sono stati annunciati 4 minuti di recupero. Dunque si giocherà ancora 4 minuti. Portogruaro che vede sempre più lontana la possibilità di raggiungere il pareggio, e 10ª vittoria per il Trento che si fa sempre più concreta. Battuta in questo momento la rimessa laterale. Tonelli ha toccato Matiz in rimessa laterale. E aggiorneremo tra poco anche sui risultati dagli altri campi. Concede un altro calcio d'angolo intanto il Portogruaro, l'ennesimo di questa partita, in cui il Trento ha calciato molto dalla bandierina, non riuscendo però, ecco questo è singolare, a trovare delle risposte a centro area agli inviti che partivano dalla bandierina. Ecco qui il traversone, vediamo se stavolta riesce a trovare, neanche stavolta, una maglia blu a centro area. Ci aveva provato Pasqualini. Riparte il Portogruaro con Finotto, non trova però Novellino. Comunque la neoentrata Sovran, pallone per Finotto, cerca l'1-2 che però non si chiude. Novellino, possesso palla centrale, perde il pallone Novellino e commette anche fallo. Sbavatura da parte di Novellino che si prende anche un cartellino giallo sulla neoentrata Antolini. Ha aspettato un po' troppo prima di dare il pallone. Calcio di punizione in posizione difensiva per il Trento. Diamo i risultati degli altri campi. Non sono buone notizie per il Portogruaro, perché l'Unterland Damen sta vincendo 3-0 contro la Spal. Questo se da un lato mantiene la Spal lontana, dall'altro fa allontanare il Damen in classifica dal Portogruaro. Damen che già era +2 e ora sta andando a +5 con la vittoria odierna, e nella prossima trasferta proprio in terra altoatesina servirà dunque un risultato positivo alle ragazze di Moreno Tomasello. Padova e Venezia sempre 0-0, e questo è un risultato che può interessare molto al Trento, perché permette di staccare il Venezia, mentre invece è cominciata anche Cortefranca contro Vittorio Veneto. Il Cortefranca sta vincendo, era tutto fermo nel frattempo, qui ha colpito il palo Pasqualini, ma era tutto fermo, era fuori gioco. Dicevamo, Cortefranca che sta vincendo contro il Vittorio Veneto 3-1 in questo momento, e dunque Cortefranca che mantiene la lunghezza di vantaggio sul Trento. Risultati speculari quelli di Trento e di Cortefranca.
sta stravincendo anche la Triestina contro le Torri 7-2, e dunque le Torri che rimane inchiodato in fondo alla classifica. Questi in sostanza i risultati che stanno maturando e che ormai possono già dare un quadro della classifica che si disegnerà alla fine di questa 12ª giornata. Ancora Portogruaro in avanti, Zentilin, pallone all'indietro, sono gli ultimi secondi, Maurina anticipa, rimessa laterale per il Portogruaro. Siamo all'epilogo di un'altra sconfitta in casa. Non sono queste ovviamente le partite in cui il Portogruaro si aspettava di fare i punti salvezza, e tutto sommato una prestazione, quella del Portogruaro, più che dignitosa. È finita qui, ha vinto il Trento 3-1, 10ª vittoria consecutiva per le ragazze di Mister Spagnoli, che hanno messo la gara in discesa grazie al gol di Tononi attorno alla mezz'ora del primo tempo, su un tiro da molto lontano che ha trovato impreparata Comacchio. Fin lì però il Portogruaro aveva giocato una buona gara a livello difensivo. Poi l'1-2 a inizio ripresa con la rete di Dapra e la rete anche di Tonelli, che hanno di fatto chiuso la partita. Finotto ci ha creduto, è stata una delle ultime a mollare e ha segnato il gol del 3-1 su un passaggio errato da parte della difesa, fissando il risultato finale di 3-1. Portogruaro che non è riuscito più a presentarsi pericolosamente dalle parti di Valzolger. Dunque un Trento che raggiunge ancora una volta la vittoria, sale a quota 30 in classifica, in attesa di sapere se il Cortefranca uscirà vincente dalla partita contro il Vittorio Veneto. Prossimo impegno dunque per il Trento sarà quello contro il Padova, altro dunque impegno contro la squadra veneta, e tra due partite lo scontro al vertice in casa contro il Cortefranca sarà la partitissima di questo campionato, che potrà dire molto in funzione promozione. Invece Portogruaro, come abbiamo detto, impegnato settimana prossima in casa del Unterland Damen e poi fuori casa contro la Spal. Dallo stadio Mecchia un saluto, un ringraziamento a Andrea Ruzza per le riprese e per la grafica. Da Davide Gasparotto è tutto, e buona domenica.